Si aprirà il 15 luglio, mercoledì, per terminare il giorno 19, domenica, la nuova edizione del Festival del Cinema Archeologico presso la Valle dei Templi di Agrigento, giunta alla sua 12ª edizione. L'evento, organizzato dal Parco Valle dei Templi di Agrigento in collaborazione con il Comune di Agrigento e Assessorato Beni Culturali della Regione Siciliana, prevede le proiezioni di numerosi film sul tema. Al dare il via alla manifestazione, mercoledì sera alle ore 21, 3 proiezioni sul ciclo Acqua sotto la terra, il cui protagonista del film è il deserto del Sahara. Il tema narrativo è l'acqua. A seguire la grotta Chauvet, svelata dal 3D, i primi disegni dell'umanità dipinti nella grotta denominata appunto Chauvet in Francia 37.000 anni fa. Quindi a concludere la prima serata la visione del film Time Machine italiano, che narra come diventare testimoni di vita dell'uomo preistorico. Giovedì 16 luglio il tema scelto è quello della navigazione ai porti nel mondo classico. Saranno infatti 3 i film che si potranno vedere. Pavlo Petri, Un tuffo nel passato, inglese, L'imbarcazione fenicia, Mazzaron 2, spagnolo, e Dialkos, per 1500 anni, di produzione greca. Venerdì 17 luglio per il tema Verso l'Oriente si proietteranno Alessandro il Grande e il Macedone e La passione della memoria, Il mondo di Arsalantepe. Sabato 18 luglio per la serie Al tempo dei Romani, film La città invisibile, frammenti di Trieste romana, italiano, La casa del delfino, francese. E Agrigentum, storia e archeologia della città romana, un documentario che racconta la storia di Agrigentum dalla presa della città da parte dei Romani, narrando le trasformazioni da città polis greca verso una che assume un aspetto di una città romana. Al termine della serata l'assegnazione dei premi Valle dei Templi e Città di Agrigento e le premiazioni del concorso ArcheoCiac. Il Festival del Cinema Archeologico si concluderà domenica 12 luglio con una serata di beneficenza per la Fondazione Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, previsti gli interventi di Pasquale Scimeca, Linda Di Dio, Omar Noto e Don Pino Vitrano. Modererà l'evento l'assessore alla cultura Beniamino Biondi. Sarà altresì proiettato il film Biagio, che narra di Biagio Conte, del suo percorso di vita, delle sue scelte radicali e rivoluzionarie, che gestisce oggi a Palermo una comunità che raccoglie oltre 1500 persone.